L'obiettivo del futuro, come abbiamo già detto in questa conferenza, è il fatto di riuscire ad avere una grossa attenzione a tutto quello che sarà la ricerca e la possibilità di portare avanti dei progetti che valorizzino e che studino le tematiche anche più importanti come quella del cambiamento climatico e l'aspetto poi del turismo attraverso un Wine Tourism Lab che dia risalto e dia potenzialità alla qualità del prodotto, ma nello stesso tempo organizzi un enoturismo capace di qualificare il nostro territorio. Questo sarà soprattutto a fianco agli enti e agli attori principali del territorio ed ovviamente a fianco all'Associazione UNESCO che con noi appunto porterà non solo l'aspetto del paesaggio ma anche quello della ricerca. Sono due idee progettuali in parte già avviate. Una va sotto il nome di Green Academy e vuole essere un incubatore di tutte quelle che sono le iniziative, le ricerche e le innovazioni per quanto riguarda la sostenibilità, un argomento a cui il Consorzio non si può sottrarre ed è anche un argomento che ormai il consumatore lo dà per scontato. Quindi ci sarà una rivisitazione del protocollo viticolo per portarlo più verso una maggiore attenzione agli aspetti agronomici ed ambientali del vigneto. Ci sarà uno studio già avviato in questo caso di cambiamenti climatici ed anche di quelle che possono essere le azioni di mitigazione per ovviare a questi estremi climatici. Biodistretto che sta quasi per concludere il suo iter e poi tutta una serie di altre progettualità che comunque vanno sempre ed esclusivamente sotto il nome della sostenibilità. Perché questo? Perché se vogliamo preparare il nostro territorio per il secondo progetto di cui si è parlato oggi, cioè per l'enoturismo, bisogna che questo territorio sia conservato e migliorato in quelli che sono i suoi aspetti più dinamici e i suoi aspetti anche più fissi. Il secondo progetto è proprio l'enoturismo, quindi anche in questo caso un qualcosa che voglia cercare di coinvolgere tutte quante le diverse professionalità, le attività e le azioni, ma soprattutto anche le diverse generazioni esistenti sul territorio, per far capire che c'è bisogno di una maggior collaborazione, una solidarietà, un'inclusione ancora migliore per elevare il grado di ospitalità, di accoglienza di questo nostro territorio. Quindi due progetti che si legano perfettamente assieme, due progetti sincroni, di cui, dicevo, qualcosa è già partito, ma nei prossimi 2 anni daremo vera concretezza a entrambe le idee.